Lei sa che cosa sarà Veneto City, cosa ci andrà dentro? Ho sentito parlare qua tra Mira e Dolo ci sarà, ma così Non sa. Non so. Veneto City, questa sconosciuta, una grande spianata di cemento, dicono i comitati anti-Veneto City e le associazioni di categoria. Un grande polo tecnologico, chi invece lo vuol costruire? Al momento c'è solo una variazione di destinazione d'uso, un grande progetto, ma soprattutto 10.000 firme raccolte tra i cittadini e 10.000 osservazioni divise tra i comuni di Pianiga e di Dolo. Un lavoro certosino quello delle associazioni che faranno di tutto per bloccare l'inizio di lavori di questa città tra Pianiga e Dolo, tra la ferrovia e l'autostrada. Abbiamo spiegato ai cittadini che cos'è Veneto City e Veneto City si può dire sono migliaia di metri quadri, quindi una cementificazione di un'area oggi agricola, va bene, che metterà in seria difficoltà tutto il sistema delle città e la qualità della vita dei cittadini. Devastazione dell'ambiente, inquinamento, rischi idraulici, tutto questo contestano i comitati. Il senso di queste osservazioni per noi era importante non solo per coinvolgere la cittadinanza, oltre che nella petizione anche nel presentare le osservazioni, ma anche perché in questa sede che noi dobbiamo dire le cose, perché poi un domani, quando faremo ricorso, avremo degli atti ufficiali. La cosa difficile è stato spiegare ai cittadini cosa sarà Veneto City. Secondo i proponenti trova centri commerciali, trova fiere, trova uffici, trova servizi al cittadino, all'impresa. In realtà il rischio è che lì si impianti un cantiere che comunque è già previsto nella prima fase, che dovrebbe durare fino al 2020 e la seconda fino al 2030, un cantiere che non vedrà mai fine.